Si sono concluse le operazioni di sbarco iniziate in tarda mattinata nel porto di Cagliari dei 1258 profughi salvati negli ultimi giorni nel canale di Sicilia davanti alle coste della Libia dal dispositivo internazionale di soccorso coordinato dalla Guardia Costiera italiana. Nello scalo cagliaritano, attorno alle 11, ha attraccato la nave militare spagnola Rio Segura, appartenente alla Guardia Civile. La macchina dell'accoglienza è coordinata dalla Prefettura di Cagliari, che vede insieme Protezione Civile, Forze dell'Ordine, Croce Rossa e associazioni di volontariato. Inizialmente era stata prospettata l'ipotesi di allestire una tendopoli sulla banchina, poi scartata perché si è riusciti, anche se con difficoltà, a garantire un posto a tutti i profughi nei centri di accoglienza. 575 rimarranno in provincia di Cagliari, 380 andranno in quella di Sassari, 163 saranno trasferiti a Nuoro e 140 a Oristano. Quanto ai dati sull'arrivo complessivo dei profughi in Sardegna, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi dalla Regione, dal 20 giugno 2014, data di avvio del Piano Nazionale di Distribuzione dei Migranti, nell'isola sono arrivati 14.803 profughi, 13.687 sono quelli trasferiti da altre regioni, 1.116 quelli sbarcati per conto proprio, soprattutto dall'Algeria, un numero che rappresenta il 3,24% di quelli sbarcati in Italia. L'isola ha pertanto già superato la quota del 2,96% che le era stata assegnata. In queste ore stanno svolgendo le consuete operazioni di controllo sanitario e ove possibile di identificazione dei naufraghi, quindi si procederà al loro trasferimento nei centri di accoglienza distribuiti nell'isola. 150 saranno ospitati nell'ex scuola della Polizia Penitenziaria di Monastir.